Milano Incontra, il primo di una serie di appuntamenti. Abbiamo scelto il Bitcoin, un fenomeno finanziario, ma non solo. Luigi Angozzi, forse uno dei più giovani in Italia che si appassiona a questo nuovo modo della finanza, della moneta. Che cos'è il Bitcoin? Bitcoin è difficile da spiegare in un'unica frase. Noi possiamo dire che sono un insieme di tecnologie che già si conoscevano, tecnologie criptografiche, che però poi sono state unite insieme in un unico progetto. Questo progetto in cosa consiste? Il progetto parte dalla difficoltà che gli individui avvertono anche con la tradizionale moneta fiat, cioè la moneta a corso legale. Quindi, partendo da una base teorica della cosiddetta teoria libertaria, hanno trasformato questa teoria in pratica e hanno avviato poi questo progetto. Cosa ti ha appassionato di questa nuova tecnologia, di questo nuovo fenomeno? Come lo... Mi ha appassionato il fatto che era finalmente una tecnologia a portata di utente, in quanto l'utente poteva avere il massimo controllo dei propri bitcoin, cosa che tutt'oggi non avviene con la moneta a corso legale, perché questa è soggetta a manipolazione da parte di terzi, che siano politici o comunque altre istituzioni. Quindi il Bitcoin non è soggetto a inflazione, possiamo dire così? Bitcoin non è soggetto a inflazione, anche se ci sarà una piccola inflazione comunque prevedibile. Da grande cosa vuoi fare, Luigi? Io vorrei continuare quello che sto facendo adesso, cioè seguire il mondo delle start-up anche con progetti legati al Bitcoin, e poi magari anche tutto il mondo delle tecnologie innovative.